Bandiera verde, bandiera blu, spiga verde. Sono i tre vessilli che il comune di Lavagna può vantare di sventolare quale riconoscimento ricevuto per la vivibilità del suo territorio. A parlarne oggi il sindaco, che si è detto orgoglioso di essere l'unico comune in Liguria ad avere tutte e tre le bandiere, il secondo nel nord Italia insieme a Caorle. Particolare la bandiera verde, conferita a quelle località balneari con caratteristiche a misura di bambino, attraverso un'indagine condotta dai pediatri. Come dire che le spiagge di Cavi e Lavagna sono consigliate per i bambini. Valutano tutta una serie di parametri e danno degli punteggi secondo i quali i bambini hanno una loro naturale familiarità e condivisione con tutti gli aspetti del territorio. Attenzione che parlare di bambini vuol dire parlare anche delle famiglie, perché dietro ogni bambino c'è una famiglia, per cui i parametri assunti da tutti i pediatri considerano proprio tutti questi aspetti e quindi è una visione a 360 gradi, è un monitoraggio a 360 gradi di tutti i servizi che il comune di Lavagna può offrire. E mentre la bandiera blu per la qualità del mare sventola Lavagna da 27 anni, la spiga verde è una conquista degli ultimi 4 e riguarda lo sviluppo ambientale e dei prodotti a chilometro zero. Questa mattina, infine, il sindaco ha fatto anche il punto sull'estate 2019, che ha fatto segnare sino ad oggi un incremento della tassa di soggiorno. Vuol dire che dal punto di vista delle introiti e quindi delle presenze sul territorio c'è stato un incremento rispetto alla stagione 2018 e non possiamo che essere assolutamente contenti di questa situazione che è in corso di monitoraggio, perché la tassa di soggiorno è monitorata ovviamente fino al scorso mese di luglio.